Finge psicotico e percepisce la pensione dal 2014, sequestro dei beni e misura cautelare per un 61enne. Non tentata rapina ma dissidi per il traffico di droga in centro storico ad Agrigento. Questo è il movente dell'aggressione ad una cinquantenne. In piazza Stazione Sole in 200 per la manifestazione delle sardine. Conviviale della pallavolo 6 a Paragona, bilancio dell'Acragas Calcio, innesti al Canicattì. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Un falso invalido percepisce la pensione dal 2014, si fingeva psicotico, sequestro dei beni e misura cautelare per un 61enne di Licata. C'è il servizio. Si finge psicotico per ottenere la pensione di invalidità. I poliziotti della squadra mobile diretti da Giovanni Minardi al termine dell'indagine denunciano un 61enne residente a Licata per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica in atti pubblici. L'uomo dal febbraio 2014 avrebbe percepito una pensione di invalidità al 100%, poiché riconosciuto affetto da psicosi con disturbo di personalità di tipo paranoide, con compromissione delle attività cognitive, affettive, di relazione, dell'adattamento sociale, nonché incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. In realtà le indagini avrebbero permesso di evidenziare che l'uomo era assolutamente autonomo, deambulava, lavorava e conduceva una vita regolare. Di assoluto rilievo, spiega la squadra mobile con una nota, la farsa posta in essere dall'indagato al momento della convocazione negli uffici della questura di Agrigento, accompagnato da un parente, fingeva di soffrire delle patologie. Le indagini, basate sui certificati acquisiti, su documenti filmati attestanti la falsità della patologia, trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, sono state coordinate dal PM Dario Bonanno, che ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Caltanissetta. Le indagini, basate sui certificati acquisiti e su documenti filmati attestanti la falsità della patologia, trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, sono state coordinate dal PM Dario Bonanno, che ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Caltanissetta Gigi Omar Modica anche il sequestro di tutti i rapporti finanziari direttamente o indirettamente riconducibili all'indagato. Il danno sarebbe quantificato in oltre 64.000 euro. L'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Blitz interforze in via Bocceria nel centro storico di Agrigento. I poliziotti hanno trovato dello stupefacente. Le operazioni mirano a far luce sul movente della recente aggressione ad una cinquantenne avvenuta proprio in uno degli immobili oggetto delle verifiche. Dalla semplice rapina si ipotizzano adesso contrasti derivanti dalla droga. I dettagli nel servizio. La polizia di Agrigento ha individuato e arrestato un minore che secondo l'accusa sarebbe uno dei 3 autori dell'aggressione nei confronti di una donna di 50 anni malmenata e ridotta in fin di vita lo scorso 2 dicembre in via Boccerie nel cuore del centro storico, zona della città storicamente destinata al meretricio e allo spaccio di droga. Gli agenti in servizio alle volanti, coordinati dal dirigente Francesco San Martino, hanno eseguito l'arresto di un 16enne accusato appunto di tentato omicidio. Il ragazzo è stato portato via da una comunità di alloggio per minori ad Agrigento. Secondo quanto ricostruito dalla questura, sarebbe stato proprio lui, armato di una spranga in ferro, a colpire più volte la donna, presa di mira nei pressi della sua abitazione. Il 16enne è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare e i poliziotti lo hanno accompagnato al Malaspina di Palermo, istituto penitenziario minorile. La donna, nei giorni dopo l'aggressione, era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. I medici del reparto maxillofacciale dell'ospedale civico di Palermo hanno provato a ridurre le tantissime fratture al volto causate dalle sprangate. All'ospedale San Giovanni di Dio, dove la donna era stata trasportata in codice rosso e dove è stata stabilizzata subito dopo la violenta aggressione, sono riusciti a trovare una struttura sanitaria meglio attrezzata per il tipo di traumi e le fratture multiple che la cinquantenne ha riportato. E dal civico di Palermo è stata sottoposta ad un delicato intervento perché pare che rischiasse anche di perdere un occhio. La cinquantenne, ricostruisce la questura di Agrigento, sarebbe stata colpita con violenza inaudita, senza apparentemente motivo. Dopo le cure all'ospedale di Palermo, la vittima è stata dimessa ma è stata trasferita in carcere perché durante la perquisizione nella sua abitazione effettuata nell'ambito delle indagini per il pestaggio è stata trovata della droga. Tra l'altro la cinquantenne era sottoposta alla misura di prevenzione della libertà vigilata e la sera dell'aggressione è stata trovata in possesso di un involucro con eroina. Del fascicolo d'inchiesta si è naturalmente occupato un magistrato della procura dei minorenni presso il tribunale di Palermo che ha spiccato l'ordine di arresto per il sedicenne agrigentino. Intanto ieri è scattato un blitz nella zona del centro storico
con particolare riferimento alla via Boccerie, luogo privilegiato dello spaccio di stupefacenti. Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia Scientifica sono arrivati in via Atenea e sono intervenuti nelle strade adiacenti per effettuare un controllo e una bonifica dell'intera zona, che hanno permesso di trovare già alle prime battute mezzo panetto di hashish, cutter e bilancini. Controllata ancora una volta la casa della donna, che adesso si trova in carcere al Cavallacci di Termini Imerese. L'operazione Interforze si inserisce nell'ambito di un piano strategico per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico della città, diventato vero e proprio mercato della droga. Circa 200 persone in piazza Stazione ad Agrigento in occasione della manifestazione delle sardine. Il servizio di Sara Gallo. Che passeranno, mi diranno che pensione, questo è il fiore. No al razzismo, no all'odio, no all'omofobia, no alla xenofobia, no ai porti chiusi e no all'emigrazione dei giovani siciliani in cerca di lavoro. Questi i temi della manifestazione delle sardine in piazza Marconi ad Agrigento, dove si sono radunati tanti giovani sostenuti da alcuni meno giovani per un totale di circa 250 persone. Un numero non esorbitante, fortemente criticato sui social, la cui risposta netta delle sardine agrigentine è stata: noi ci abbiamo messo la faccia. Le sardine approdano anche ad Agrigento. Per quale motivo si è deciso di organizzare questa manifestazione e quindi aderire a questo movimento che si sta espandendo in tutta l'Italia? Le sardine ad Agrigento chiedono qualcosa di specifico. Noi siamo la provincia che ogni anno vede scomparire praticamente un paese, 27.000 persone ogni anno vanno via. Le sardine chiedono alla politica di smetterla con la propaganda e parlare dei problemi reali, dei problemi delle persone. Per questo le sardine sono ad Agrigento e non se ne andranno da Agrigento. Siamo qui perché vogliamo combattere questo odio, questo capro espiatorio verso delle persone che provengono dal nulla, vengono qua a cercare lavoro ma ci vengono perché là non hanno nulla e vengono usate come capro espiatorio per una politica becera che non rappresenta per nulla quello che siamo in realtà noi italiani, perché noi siamo un popolo accogliente, soprattutto la Sicilia, e siamo qui perché vogliamo dare un cambiamento. Siamo stufi di vedere giovani che non lavorano, che sono costretti a scappare all'estero. Il primo io che sono disoccupato, ahimè, vedo la possibilità di andare via. Alle istituzioni chiediamo che dentro le scuole venga attenzionata di più l'educazione civica, anche parlare della Costituzione, perché purtroppo è molto lasciata a desiderare, non se ne parla quasi mai, e anche che facciano dei seminari, sempre parlando di politica, così dando allo studente la libertà tramite le sue idee di crearsi la sua mentalità politica, per poi essere una persona matura, per andare poi a votare quando avrà 18 anni. Non vergognatevi, ditelo e non vi spaventate del giudizio degli altri e amate chi volete perché l'amore non conosce differenza. Grazie a tutti. Il commissario della provincia di Agrigento, Alberto Di Pisa, ha autorizzato la prosecuzione dei rapporti di lavoro fino al 31 dicembre 2020 dei dipendenti a tempo determinato e parziale. Si tratta dei 130 contratti di lavoro a tempo determinato. La proroga è subordinata al finanziamento da parte della Regione siciliana della copertura della spesa per il pagamento delle retribuzioni mensili. Nel provvedimento il commissario Di Pisa ha ribadito la volontà della provincia di procedere alla stabilizzazione del personale precario che tuttavia si scontra a legislazione vigente con i rigidi vincoli in materia di spesa per il personale con la normativa nel settore delle province. Comincia a dare i primi risultati l'intensificazione dei controlli effettuati in vista dell'approssimarsi delle festività di fine anno disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina e in linea con le disposizioni emanate dalla locale autorità prefettizia a contrasto della fabbricazione, del commercio e della detenzione dei botti illegali. In particolare le Fiamme Gialle Peloritane nel corso di 2 diversi interventi hanno sequestrato circa 18.000 artifizi pirotecnici detenuti illegalmente per un peso complessivo di oltre 180 kg. Singolare l'attività svolta dai militari del gruppo Guardia di Finanza di Messina nel corso di ordinari controlli sull'uso distorto di famosi social networks, in particolare Facebook, rilevavano come un soggetto messinese, utilizzando uno pseudonimo per non rendersi riconoscibile, proponesse in vendita sul web diverso materiale esplodente. Il dato così acquisito veniva opportunamente sviluppato attraverso mirate investigazioni, pervenendo alla puntuale individuazione del luogo di dimora del soggetto, sito nella zona di Contrada Case Basse,
Firenze, in località Santa Lucia sopra Contesse. La successiva perquisizione domiciliare consentiva pertanto di rinvenire e sottoporre a sequestro 3.442 artifizi pirotecnici, tutti illegalmente detenuti per un peso complessivo di oltre 100 kg, segnalando il soggetto all'autorità giudiziaria di Messina. Tra il materiale esplodente cautelato sono state rinvenute anche 128 bombe carta confezionate alla stregua di un classico petardo ma di portata distruttiva, aventi massa attiva complessiva di circa 6 kg, artigianalmente realizzate e pertanto a più elevato potenziale di pericolo. Altro intervento è stato eseguito dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Capo d'Orlando sotto la direzione del gruppo di Milazzo nei confronti di un operatore commerciale di etnia cinese segnalato alla Procura della Repubblica di Patti, al quale sono stati sequestrati ben 14.500 artifizi pirotecnici conformi alla vigente normativa in materia ma conservati in maniera irregolare con conseguente rischio per l'incolumità pubblica. Durante le festività natalizie, come noto, si verificano il maggior numero di incidenti, talvolta mortali, provocati dall'abitudine di accendere petardi e fuochi d'artificio, anche e soprattutto illegali. L'uso incauto di tali fuochi può produrre lesioni gravi in considerazione della loro elevata potenza. Al loro interno si trova una miscela esplosiva realizzata con clorato e perclorato di potassio con l'aggiunta di alluminio. È ancora vivido il ricordo della recente esplosione avvenuta nella fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto e che è costata la vita a 5 persone. Per tale motivo, quale forza di polizia economico-finanziaria a forte vocazione sociale, la Guardia di Finanza è quotidianamente impegnata nel garantire alla comunità dell'intera provincia messinese festività sicure, evitando che i momenti di gioia possano trasformarsi in tragedie. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Il Lions Club Valle dei Templi al reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento insieme ai clown per portare un sorriso ai bambini. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presidente, tra le tante iniziative si chiude l'anno con un'iniziativa molto bella, umanitaria, qui al reparto pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio. Ecco, fattivamente come si svolgerà l'iniziativa di oggi? Dopo circa 2 mesi di scelte, richieste e autorizzazioni tra i soci del Club Agrigento Valle dei Templi e il presidente dell'associazione VIP Viviamo in Positivo, oggi ci ritroviamo nella unità operativa complessa del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, nel reparto di pediatria con il direttore, il dottore Gramaglia, per portare un sorriso ai bimbi, ai piccoli degenti di questo reparto assieme ai clown. I volontari di questa associazione che hanno alle spalle un percorso all'interno della loro associazione, hanno sposato una filosofia di vita, hanno cominciato ad intraprendere un nuovo percorso di vita cercando di mettere fuori, di attingere a tutte quelle risorse che risiedono nel loro cuore per poter portare un sorriso a chi ne ha bisogno. Oggi sì, ci siamo, noi siamo i clown dell'associazione VIP, Viviamo in Positivo. La nostra associazione è un'associazione federata VIP Italia ODV, che è una federazione che raccoglie più di 65 associazioni che sono sparse in tutto il territorio nazionale. La nostra associazione si chiama VIP Caltanissetta e noi operiamo in pediatria e in oncologia all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Oggi però i Lions del Lions Club Agrigento Valle dei Templi esatto, ci ha invitato e oggi siamo qua in pediatria a portare un sorriso a questi bambini, ai degenti, ai pazienti del reparto di pediatria. Parliamo di questa iniziativa, il reparto pediatria è sempre all'attenzione di tante forze sociali, oggi è il Lions Club. Sì, il Lions Club, un momento fa ho ricevuto che verrà pure la Fortitudo Pallacanestro lunedì, ci ospiteremo ancora, avremo ospiti qua la Pallacanestro, la Fortitudo. Sono contentissimo che il Lions in questa giornata bellissima di allegria e di gioia per i bambini, ma anche di serenità e di
collaborazione con i genitori, diciamo, del nostro reparto. Stiamo facendo una festicciola per loro, che hanno donato, mi riferisco a Lions Valle dei Templi, una bellissima libreria che serve per mettere tutti i libri, 720 libri che abbiamo avuto in dono nell'ultima domenica scorsa attraverso la Giunti del centro commerciale. Che dire, il reparto sta, diciamo, vivendo un momento di serenità, di gioia, di collaborazione con le istituzioni. Siamo felici e contenti perché ci aiutano a continuare nel nostro lavoro per la salute dei nostri bambini e di tutta la provincia, e sicuramente un momento di festa che ricorderemo anche negli anni successivi. Parliamo adesso del centro medico Bellanca di Sciacca, una struttura sanitaria di riferimento per la provincia di Agrigento che offre non solo campagne di prevenzione gratuite ma anche punta alla medicina estetica. Vediamo. Anche nel 2019 il centro medico Bellanca di Sciacca si conferma struttura sanitaria di riferimento in provincia di Agrigento. Oltre 1000 pazienti hanno scelto di aderire alle campagne di prevenzione gratuite promosse dalla struttura saccense. Tra queste la campagna dei disturbi muscoloscheletrici, la prevenzione dentale rivolta agli over 50, la campagna sui disturbi gastrointestinali e la prevenzione delle vene varicose. Tra le novità l'introduzione della medicina estetica e nella clinica dentale dell'implantologia computer guidata. In questa intervista Giuseppe Bellanca traccia un bilancio del 2019 del centro medico Bellanca. Come centro di riferimento nella provincia, e non solo, perché abbiamo tantissimi pazienti che vengono dalle province limitrofe a quella di Agrigento, e questo ci rende veramente orgogliosi, significa che abbiamo lavorato veramente bene e i nostri professionisti sono così importanti che ci permettono di ottenere questi risultati. Abbiamo voluto aspettare questi anni prima di inserire la medicina estetica perché volevamo garantire la nostra professionalità. La medicina estetica è un campo un po' delicato, non è semplice. Abbiamo acquistato apparecchiature all'avanguardia, apparecchiature che sono della top quality, sono apparecchiature che sono le più importanti al mondo oggi nel campo della medicina estetica, e abbiamo tutto ciò che ci permette di trattare l'aspetto estetico non invasivo. Per quanto riguarda invece la prevenzione dentale over 50, anche questa è stata un'iniziativa direi unica, perché nel campo dell'odontoiatria è veramente difficile fare prevenzione gratuita, perché la visita fine a se stessa può essere considerata una cosa sterile in odontoiatria. Invece noi abbiamo fatto una campagna ben organizzata, mirata, e il responsabile di questa campagna è stato il dottore Fuschino, che devo veramente ringraziare perché ha speso tantissimo del suo tempo e della sua professionalità dedicandolo ai pazienti, che sono stati davvero tanti, che hanno aderito a questa nostra iniziativa. Per quanto riguarda l'implantologia, noi abbiamo dei professionisti veramente di caratura internazionale, perché facciamo sia la chirurgia tradizionale, l'implantologia tradizionale, ma facciamo anche la computer guidata, che sarebbe una chirurgia molto avanzata, dove l'aspetto chirurgico viene studiato dal chirurgo preventivamente attraverso una TAC e in 3D, e quindi il tutto viene progettato prima, rendendo la chirurgia molto meno invasiva, perché non si fa una chirurgia a cielo aperto. Insomma, il meglio che c'è a livello mondiale per quanto riguarda l'odontoiatria è qua dentro. Il messaggio principale secondo me è quello di invogliare ai pazienti di entrare in questa struttura, anche per chiedere una semplice informazione, perché noi siamo stati sempre e continuiamo con una buona organizzazione e una disponibilità non indifferente nei confronti dei pazienti. Noi il paziente veramente lo abbracciamo a 360 gradi e quindi non devono avere il timore di entrare in una struttura così importante, perché qua noi semplifichiamo il tutto, sia da un punto di vista medico ma anche da un punto di vista organizzativo, quindi veniteci a trovare qualora aveste bisogno, perché noi saremo sempre a vostro fianco.
Cerimonia di consegna al Museo Archeologico Griffo del premio Ancri 2019 organizzato dalla sezione Agrigentina Valle dei Templi dell'Associazione Nazionale degli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana. Scopriamo chi sono i premiati di quest'anno nel servizio. Visto il grande successo dello scorso anno, il premio Angri si rinnova per l'edizione 2019 con un evento da celebrare in tutti i sensi perché si parla della Costituzione. E visto il successo che abbiamo avuto lo scorso anno, abbiamo deciso di replicare, anche perché ci sono diverse personalità qui nella nostra provincia, non solo che meritano effettivamente attenzione, dunque ci tenevamo diciamo, in maniera abbastanza rilevante a consegnare dei premi anche a queste persone e speriamo che sia un successo, ce lo auguriamo anche in questa seconda edizione. La Costituzione la farà da padrona, ovviamente avremo come ospiti inediti alcuni studenti che discuteranno alcuni articoli importanti della Costituzione quest'anno e poi per il resto se ne occuperà il nostro relatore. A Francesco Pira, nell'ambito del premio Ancri, il compito di introdurre studentesse e studenti dell'università e delle scuole di ogni ordine e grado. Sì, ma anche di parlare di società e Costituzione, ed è quello che ci vuole per introdurre poi un commento ai singoli articoli della Costituzione, quelli che sono stati scelti, fatto da parte degli studenti. Oggi parlare di Costituzione significa anche parlare di legalità e significa anche parlare di democrazia, e tutto assume una dimensione completamente diversa grazie proprio alla globalizzazione. Quindi la Costituzione è uno strumento importantissimo, ma di cui bisogna riparlare ed affrontare nuovi temi perché sta cambiando completamente l'orizzonte. Oggi è il 72esimo anniversario della promulgazione della Costituzione e per cui noi abbiamo fatto coincidere questo importante evento durante il quale saranno premiate delle eccellenze che non hanno magari in alcuni casi avuto risonanza mediatica, e allora abbiamo ritenuto opportuno procedere in questo senso, perché è giusto dare il riconoscimento a chi si è impegnato per la società, si è impegnato nel civile, si è impegnato nella sua professionalità per raggiungere determinati obiettivi che poi sono a servizio di tutta la collettività. Il premio Angri proprio ha questa finalità, e siccome intorno al discorso della circostanza del 27 dicembre, e siccome la nostra associazione si propone degli obiettivi fondamentali che sono il decoro delle bandiere e il viaggio fra i simboli e i valori della Repubblica. Per noi oggi rappresenta un valore essenziale della Repubblica, perché è stata la data durante la quale è stata promulgata la Costituzione. Sono particolarmente onorato di essere qui ad Agrigento, innanzitutto per questa meraviglia, per questa bellezza che ci circonda in questo luogo, e poi perché penso che il riconoscimento a me altro non sia che il riconoscimento a tante colleghe e tanti colleghi come voi, che in questo territorio fanno semplicemente il proprio dovere. Premiare un giornalista vuol dire premiare sempre il giornalismo, e non dobbiamo mai dimenticarlo che le persone saranno informate solo con il buon giornalismo. Si parla di un tema delicato, la Costituzione. Appunto, noi abbiamo un articolo straordinario che è l'articolo 21 della Costituzione, che non è soltanto il diritto dovere del giornalista a informare, ma è soprattutto il diritto del cittadino a essere informato. Ecco perché sono orgogliosissimo a maggior ragione di ricevere questo premio. Paolo Borrometi ormai è un abitué nella terra agrigentina. No, io sono semplicemente un piccolo giornalista che credo in quello che faccio, ribadisco come tante e tanti colleghi come voi che fanno il proprio dovere e lo fanno al di là delle minacce, al di là delle querele temerarie, al di là dei compensi che spesso non sono abbastanza onorevoli, ma lo fanno semplicemente perché credono in questa terra e nel giornalismo libero. Un nuovo riconoscimento, un premio speciale anche all'Arma dei Carabinieri, al colonnello Giovanni Pellegrino. Dopo il premio Empedocle e Carchinos arriva anche il premio Ancri. Ma diciamo che si tratta di un'ulteriore apertura di credito che viene fatta all'Arma dei Carabinieri. Questo ci rende lieti perché ci fa capire che la strada intrapresa è quella giusta. Ogni riconoscimento ovviamente serve a far capire che comunque c'è sempre tanto da fare, che è giusto continuare lungo questa strada della vicinanza alla gente,
che poi è la cifra distintiva dell'Arma dei Carabinieri, quella di vivere tra la gente e per la gente. Si percepisce sempre più la vostra presenza nel territorio, forse prima il cittadino non la riconosceva. Questo ci fa immensamente piacere perché significa che ciò che è stato seminato adesso viene raccolto, per cui ci fa piacere essere riconosciuti come parte integrante di questa bellissima realtà, di questa meravigliosa terra, la Sicilia, Agrigento, che riteniamo abbia delle potenzialità incredibili che vanno sfruttate. Giuseppe Turturici di Caltabellotta, uno degli studenti più bravi d'Italia, è stato nominato cittadino benemerito. Arturo Cantella. Affollata e partecipata manifestazione si è tenuta recentemente a Caltabellotta per festeggiare il giovane studente Giuseppe Turturici, che lo scorso 22 ottobre è stato insignito al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l'alta onorificenza di Alfiere del Lavoro. Una premiazione riconosciuta a 26 studenti di tutta Italia, diplomati con il massimo dei voti, con il curriculum dei 4 anni precedenti, con una media di almeno 9 decimi in tutte le materie. Il giovane Turturici, unico in provincia di Agrigento, ha ricevuto nel paese natio i festeggiamenti organizzati dal sindaco, dal preside della locale scuola Ferrandelli, dal dirigente Raffaele Zabot, dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento e dai maestri del lavoro del consolato di Agrigento, guidati dal console Giuseppe Migliore, che ha consegnato una targa al merito. Oggi ci troviamo a Caltabellotta per rendere omaggio a un giovane, a un brillante giovane che è stato nominato dal Presidente della Repubblica Alfiere del Lavoro, uno dei 25 di tutta Italia nominato per le sue capacità e l'impegno che ha dato nel mondo dello studio sia nel quadriennio precedente nella scuola superiore al liceo di Sciacca, sia all'ultimo anno dove si è diplomato con la media di 100 e lode. È un riconoscimento che ci vede vicini perché lui è un alfiere, quindi un under, un giovane, un cadetto, e noi siamo i maestri del lavoro, cioè coloro i quali dobbiamo trasmettere ai nostri giovani i valori del mondo del lavoro. E siamo qui per consegnare una nostra targa di merito a questo brillante Giuseppe Turturici che, pur venendo in una piccola comunità, sta facendo delle grandi cose. E noi ci sentiamo vicini a questo ragazzo proprio perché faccia da esempio ai suoi coetanei e porti onore alla nostra provincia e alla nostra terra siciliana. Il titolo è innanzitutto un motivo di orgoglio e di onore perché mi pregio di rappresentare l'intera mia città di origine, Caltabellotta, la città in cui ho studiato per 5 anni al liceo Sciacca e insieme tutta la provincia di Agrigento, da cui sono emerso come mio studente, diciamo. Quindi è senza dubbio una grande soddisfazione personale aver raggiunto questo traguardo che inseguivo fin dalla seconda mia superiore, e insieme anche una grande responsabilità perché capisco di avere sulle mie spalle, diciamo, questo peso, se così possiamo dire, e so di non dover deludere il mio paese e le aspettative che ci sono su di me. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Pallavolo femminile conviviale della SEAP Aragona di fine anno, occasione anche per tracciare un bilancio. I dettagli nel servizio. Questa sera era un conviviale con gli amici della stampa. Li ringrazio perché questa sera sono intervenuti in massa, sono veramente contento di aver visto oggi tutta la rappresentanza della stampa che ci ha onorato della loro presenza. Per quanto riguarda gli obiettivi sono sempre gli stessi. Sabato abbiamo vinto una partita importante che ci permette di stare sempre a contatto con i vertici della classifica. Presidente, è soddisfatto quindi dei risultati finora raggiunti? Si poteva fare di più? È mancato qualcosa? Guarda, è soddisfatto a metà perché potevamo fare di più sicuramente, perché la sconfitta inopinata che abbiamo avuto ad Arzano, dove veramente abbiamo regalato 3 punti alla squadra napoletana, poi tutto il resto ci può stare anche il 3-2 con il Santa Teresa, però purtroppo siamo qua e siamo speranzosi e
sicuri che l'obiettivo lo raggiungeremo. Presidente, lei da buon conoscitore di questo sport lo aveva detto che questo campionato sarebbe stato difficile, è più difficile di quanto prevedeva o è in linea, diciamo, secondo le sue previsioni? No, guarda, il campionato è molto difficile ed è in linea con le previsioni che io avevo dato, non è facile stare in vertice, stare lì come primi, secondi in classifica, perché ogni sabato è una guerra completa. Il nostro nemico siamo noi stessi, perché dobbiamo stare sempre attenti, dobbiamo andare sempre agguerriti e con la voglia sempre di fare bene. Quale squadra l'ha impressionato di più? Ma guarda, sono tutte squadre che mi hanno impressionato, perché c'è un lotto di 7-8 squadre che giocano a buona pallavolo. Quindi la SEAP Ricardino Aragona è lì. Sì, noi siamo là e siamo fiduciosi che alla fine riusciremo questa grande impresa. Il roster completo, andata via Patti, sarà sostituito o va bene così? Ma attualmente non c'è in previsione nessun cambiamento, vediamo in questi giorni, il mercato si chiuderà a fine gennaio, quindi valuteremo in questi giorni. Calcio, parliamo di Akragas. Il presidente della squadra Giovanni Castronovo traccia un bilancio della prima parte di stagione assolutamente positivo, come anche positivo mister Vullo che prepara i biancazzurri alle prossime sfide. Carmelo Lentini. Da alcuni giorni, subito dopo la breve sosta di Natale, l'Akragas è ritornato ad allenarsi agli ordini del tecnico Totò Vullo. Concluso il girone di andata in seconda posizione, ricordiamo che è l'unica imbattuta dell'intero campionato, il complesso biancazzurro ha completato il giro di boa senza particolari sussulti nel mercato dicembrino. A parte qualche ragazzo che va ad arricchire la numerica della rosa, non si sono registrati quei volti che in molti pensavano che potessero arrivare per dare maggiore consistenza tecnica, specie al reparto di centrocampo. Per me va bene così, aveva dichiarato nei giorni scorsi lo stesso trainer biancazzurro, Totò Vullo, o calciatore di buona qualità con cui potrò lavorare bene in questo periodo che precede l'inizio del girone di ritorno. La squadra ha bisogno di lavorare tanto ed abbiamo iniziato a farlo per raggiungere una condizione ideale per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Il prossimo 5 gennaio la compagine dei Templi sarà di scena allo stadio Nino Vaccara contro il Mazzara di Dino Marino, che ultimamente ha operato nel mercato di riparazione con l'arrivo di alcuni calciatori esperti di categoria, come Giardina che proviene dal Sant'Agata, il portiere Pietro Iacono dello Sporting Vallone, Paladino da San Vito Lo Capo, Messina che arriva dalla Cefaledium, Erbini dal Marsala, Martone dal Sant'Antonio Abate e l'ex biancazzurro Caronia, a cui si è aggiunto ultimamente l'attaccante Angelo Rosella, un bomber di razza. Una squadra rimessa a nuovo che cercherà di partire con il piede giusto contro l'Akragas. Gambino e compagni sono avvisati e certamente continueranno ad allenarsi sino al prossimo 31 dicembre, poi ancora una breve pausa per il Capodanno e dal prossimo 2 gennaio nuovamente in campo per continuare a preparare la sfida contro la compagine mazzarese. Calciomercato, il Canicattì alle prese con i nuovi innesti. Vediamo. Chiusura del mercato dicembrino col botto per il Canicattì Calcio. La società del presidente Angelo Ricata, grazie al lavoro certosino e capillare del talent scout, il direttore sportivo Alessandro Avarello, si è assicurata le prestazioni di un centrocampista e di un esterno offensivo. Vestirà la maglia biancorossa l'ex Licata Giuseppe Pira, centrocampista classe 92. Pira arriva dal girone B di eccellenza e precisamente dal Ragusa. Nel suo curriculum vanta numerose presenze con la maglia del Licata e San Cataldese, oltre che una breve parentesi con il Broter Vastra in Bulgaria. Il centrocampista adesso arriva a Canicattì con importanti ambizioni ed andrà a rafforzare l'organico di mister Pippo Romano. La società ha inoltre perfezionato l'accordo con Giorgio Iannizzotto, esterno offensivo classe 98. Iannizzotto arriva dal campionato di Serie D e precisamente dal Marina di Ragusa, club con il quale lo scorso anno è stato uno dei protagonisti per l'approdo nella più grande serie dilettantistica. Nel suo curriculum anche diverse presenze con la maglia di Gela e Licata.
Il giovane esterno sinistro Iannizzotto andrà a rinforzare il reparto offensivo del Canicattì. Intanto ci sono buone notizie per il recupero del centrocampista del Canicattì Vito Lupo. È arrivato il referto medico della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto il calciatore biancorosso rientrato da poco nel team del presidente Angelo Licata dopo la parentesi Tolentino in Serie D. È stato lo stesso Lupo con un videomessaggio inoltrato agli ultra canicattinesi a dare la notizia. Ho appena terminato l'ultimo esame, ha detto Lupo, con l'amico ortopedico Arcangelo Russo e per fortuna posso dire che è stato soltanto un grande spavento. Non c'è nulla di serio, quindi torno presto, spero prestissimo e forza Canicattì. Lupo, che domenica scorsa si è accomodato in panchina per la gara con l'Alba Alcamo, vinta per 5-0, e non è stato utilizzato nemmeno per i cambi dal tecnico Pippo Romano, si era fatto male durante la partita esterna col Cefaledium. Oggi la squadra biancorossa, con inizio alle 15, sarà impegnata in un triangolare con 2 società di prima categoria, Atletico Favara e Ravanusa. Le sfide si terranno allo stadio Saraceno di Ravanusa. Domani infine, sempre alle 15, sempre allo stadio Saraceno di Ravanusa, è in programma un'altra amichevole con la capolista del girone G di prima categoria, l'Atletico Gorgonia di Delia, allenata dal canicattinese Lillo Bonfatto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.